tutti. Pace del Signore. Voglio invitarti a stare in piedi in questo momento. Io so che c'è caldo, ma c'è caldo anche fuori. Alleluia, quante belle donne ci abbiamo qua. Gloria a Dio. Noi abbiamo aspettato tanto per questo momento. Abbiamo pregato tanto per questo momento e so che Dio farà cose grandiose oggi qui. Tu puoi dire amen? Alleluia. Io voglio che tu alzi la tua mano. Alza la tua mano in questo momento, comincia a parlare con il Signore, comincia a dire al Signore cosa tu vuoi che il Signore parli con te questa sera. Io non conosco la tua vita, io non conosco la tua storia, ma noi crediamo in un Dio che conosce ogni minimo dettaglio della nostra vita. Quindi il Signore parlerà con te, il Signore guiderà la tua storia, il Signore dirà a te e direzzionerà la tua vita questa sera. Amen? Preghiamo insieme. Comincia a pregare al Signore. Padre, nel nome di Gesù, Signore, noi vogliamo, Signore, innalzare a Te, Signore, adorare a Te, Signore. Noi vogliamo ringraziare Te, Signore, per questa opportunità, per questo tempo, per quello che vivremo qua oggi, per la comunione che vivremo qua oggi, per ciò che Dio farà qua oggi. Signore, noi vogliamo ringraziarti, Signore, perché noi siamo arrivati fin qua, noi siamo stati guidati fin qua. Signore, noi vogliamo ringraziarti per ogni donna che è arrivata fin qua. Signore, noi vogliamo ringraziarti, Signore, per ogni storia che noi conosceremo. Noi vogliamo ringraziare per ogni amica che noi troveremo oggi in questo luogo. Signore, una riunione bella, Signore, per il popolo di Dio, conoscere uni agli altri, vivere uno in Cristo. Padre, noi predichiamo che siamo uno in Cristo. Io so, Signore, che sono tante donne che oggi si uniranno a noi come uno in Cristo. Noi conosceremo la loro storia, loro conosceranno la nostra storia, Signore, e il Signore lavorerà in noi tramite le nostre sorelle. Padre, io ti ringrazio, Signore, per ciò che il Signore farà in questo culto, Signore. Benedici ogni donna, Signore, benedici ogni mente, Signore, pulisci la nostra mente oggi di ogni distrazione, Signore. Metti i tuoi angeli, Signore, in questo luogo, metti i tuoi angeli in questa casa, Signore. Lavora in mezzo a noi, Signore. Noi diamo totalmente il controllo a Te, Signore. Noi abbiamo preparato, noi abbiamo lavorato, Signore, ma se il Signore non lavora, se il Signore non fa quello che deve fare, in nulla, Signore, noi possiamo, Signore. Noi non possiamo fare niente se la Tua presenza non agisce in mezzo a noi. Padre, nel nome di Gesù, Tu hai totale libertà per lavorare qui, Tu hai totale libertà per agire in noi. Spirito Santo, Signore, guarda il cuore di ogni donna, guarda la mente di ogni donna, guarda ogni paura, ogni cosa che loro hanno, loro metteranno ai Tuoi piedi questa sera, Padre. Noi consegniamo a Te, Signore, ogni nostra preoccupazione per lodarti, adorarti e onorare il Tuo nome, Signore, perché Tu sei il nostro Dio, Tu sei il nostro Salvatore, Tu sei la nostra guida, Tu sei colui che è morto per noi, e per questo, Signore, noi onoriamo la Tua presenza in questo luogo, noi onoriamo la Tua presenza in questo luogo. Spirito Santo, ricevi la nostra adorazione, Spirito Santo, ricevi l'onore che a Te è dovuto. Padre, c'è un posto, Signore, e questo posto è di onore, questo posto è per Te, Padre, questo posto a tavola noi lo consegniamo a Te, Signore. Sediti con noi a nostra tavola, Signore, sediti con noi, Signore, sediti con noi, partecipa con noi, Signore, di ogni cosa che noi faremo oggi, Signore. Che la Tua presenza non possa scappare via, ma che la Tua presenza possa rimanere tutti i momenti, Signore, in mezzo a noi, Padre. Noi Ti ringraziamo, Signore, noi Ti onoriamo nel nome di Gesù. Tu puoi applaudire, Signore? Alleluia. Alleluia. Andrea, facciamo imparare la Chiesa questa canzone. Già, metà conosci e l'altra metà no, però non è difficile. Allora, è così. Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Alleluia! E la Chiesa grida alleluia! Avete capito? Lui canterà e noi griteremo, Posso gritiamo alleluia. ascoltare il suono dei figli di Dio. Alleluia! Proviamo Una ancora. volta. Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Alleluia! Più forte! Ancora
ancora più forte. Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Ancora una volta voglio ancora sentire più forte, ma tanto più forte. Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Ok. Alleluia. Dalle mura, però so che presto cadrà. Se tu senti un rumore, È il suono. è il suono della mia liberazione. È il suono della mia liberazione. Insieme. Stanno cadendo le mura, Dio la vittoria ci dà. Stanno cadendo le mura di Gerico, le mura di Gerico. Alleluia. Adesso sono meravigliato dell'opera che Dio ha fatto in me. Qui con le mani alzate, Testimonio. testimonio della mia liberazione. Testimonio della mia liberazione. Stanno cadendo le mura, Dio la vittoria ci dà. E stanno cadendo le mura di Gerico, le mura di Gerico. Stanno cadendo le mura, Dio la vittoria ci dà. Stanno cadendo le mura di Gerico, le mura di Gerico. Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Alleluia. Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Alleluia! Posso Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Siamo liberi, alleluia, siamo liberi. Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Siamo liberi, alleluia, siamo liberi. Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Chiesa. Stanno Dio. stanno cadendo Le mura. le mura di Gerico, le mura di Gerico.
Noi dichiariamo Gesù. Che ogni muraglia che si è alzata contro la nostra vita cadendo per terra nel nome di Gesù. Stanno cadendo le mura. La vittoria ci dà. La vittoria ci dà. Stanno cadendo le mura di Gerico, le mura di Gerico. Stanno cadendo. Stanno cadendo. La muraglia della tristezza sta cadendo. La muraglia dell'ansietà sta cadendo. Noi ti adoriamo, Signore, noi ti adoriamo, Gesù, noi ti adoriamo il tuo nome, Signore. Noi gridiamo a te, Signore, noi ci arrendiamo alla tua presenza, noi ci arrendiamo a te, Signore, noi ci arrendiamo alla tua presenza, Signore. Noi abbiamo dichiarato che le mura cadranno e noi abbiamo fiducia, Signore, che le mura cadranno, Signore. Se i nostri cuori, Signore, sono lontani da te, se i nostri cuori ancora sono impietriti, Signore, dai tempo che ci ha ferito, delle cose che ci hanno ferite, Signore, noi questa sera dichiariamo che queste muraglie cadendo per terra. Noi questa sera dichiariamo, Signore, che il Signore comincerà a lavorare in noi. E perché questo succeda noi dobbiamo arrendersi alla tua presenza. Padre, noi sappiamo che tu sei qui. Noi sappiamo che la tua presenza è qui. Noi sappiamo che il Signore vuole lavorare in noi. Ma Signore, che i nostri cuori possa essere preparato per questo. Noi ci arrendiamo a te, Signore. Noi ci arrendiamo alla tua presenza. Noi ci arrendiamo alla tua presenza. Noi ci arrendiamo a ciò che tu farai in noi questa sera. Riconosco che sei mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo adorare. Io mi arrendo a te. La tua presenza. Riconosco che sei mio Signore, qui davanti a te. Ciò che voglio è solo
Guarisci ogni ferita. Guarisci ogni ferita, Signore. Rompi le catene. Spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fascio ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fascio ogni ferita, Porti guarigione, mentre ti adoro, mentre noi ti adoriamo. Spezzo ogni catena. spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fascio ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre Faccio di ferita. fascio di ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti spesso di catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fascio di ferita, porti guarigione, mentre ti adoro. Spesso ogni catena, spesso ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Fascio ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti Non più dolore, non più tristezza, non più depressioni, ansietà e ciò che ci allontana da te, Gesù. Non più dolore, non più tristezza,
non più solitudine, perché tu sei con me, Gesù. C'è un posto a tavola per te, c'è un posto a tavola per te. Noi ti invitiamo oggi qui, ti siedi con noi, ti siedi con noi, ti siedi con noi, Gesù. Sei nostro invitato. Yahweh, Yahweh, El Shaddai, Adonai, Yahweh, El Shaddai, Adonai. Esistono momenti in che Dio ci invita a dichiarare che è un prezioso momento. E io credo che questo è un prezioso momento. Questo è un momento in cui noi lasciamo da parte tutta la nostra insicurezza, tutta la nostra ansietà, tutta la nostra tristezza. Perché molte delle volte noi invitiamo Gesù e diciamo: sediti a tavola con me. Gesù ogni giorno è disponibile per sederti con te. Gesù ogni giorno vuole essere invitato, perché Lui non ci lascia mai. Lui non ti lascia mai. Ogni momento per Gesù è prezioso. Ogni momento che tu dedichi a Lui, ogni momento che tu ti prostri a Lui, ogni momento che tu metti le tue ansietà, perché Gesù dice: mettete la vostra ansietà su di me. Ogni momento che tu fai questo, Gesù è pronto per sedersi a tavola con te e parlare. Gesù è pronto per ascoltare ogni cosa che tu hai da dire. E oggi Gesù ti invita a vivere un prezioso momento alla sua presenza. Oggi Gesù ti invita a vivere un prezioso momento. Oggi Gesù ti invita a dedicare il tuo momento a Lui. Lui ti ha visto nella tua tempesta, trasformato la tua vita, cambiato la tua storia. Ti ha invitato alla sua tavola. Prezioso è ogni momento che mi incontri, fai di me un altare. Voglio andare in profondità. Prendimi per mani, non lasciarmi andarmi via. Prezioso è ogni momento che tu mi incontri, fai di me un altare. Voglio prendimi per mano e non lasciar andare via. Portami in un luogo dove solo io e te ci godiamo il momento. Ti amo, papà. Ho bisogno del tuo amore, senza di te non vivo.
prezioso è ogni momento. Che mi incontri, fai di me. Voglio andare. Prendimi per mano. Portami in un luogo dove solo io e te ci godiamo il momento. Ti amo mio papà, ho bisogno del tuo amore, senza di te non vivo. Portami in un luogo dove solo io e te. Ti amo papà, ho bisogno del tuo amore, senza di te non vivo. Mi hai visto nella tempesta, liberato dalla prova, trasformato la tristezza, cambiato la mia vita. Mi hai donato vesti nuove ed hai unto il mio capo. Mi hai accolto alla travola come un padre che mi ama. Mi hai visto nella tempesta, liberato. Cambiato. Mi hai donato. Come un padre che mi ama. Mi hai visto nella tempesta, liberato dalla prova, trasformato la tristezza, cambiato la mia vita. Mi hai donato ed aiuto, mi hai aggiunto alla tavola come un padre che mi ama. Io voglio te, solo te, solo te, niente più di te. Io voglio te, solo te Gesù, solo te, niente più di te. Io voglio te, solo te, solo te, niente più di te. Io voglio te, solo te, solo te, niente più di te. Portami, portami in un luogo dove solo io e te ci godiamo il momento. Ti amo papà, ho bisogno del tuo amore, senza di te non vivo. Ancora una volta, portami, portami in un luogo dove solo io e te ci godiamo il momento. Ti amo papà, ho bisogno